Va bene, riprendiamo. Riprendiamo la trasmissione, questa è la seconda parte, stiamo parlando di cooperativa di inserimento lavorativo, in particolare della cooperativa sociale Pantarei. Il tema è come valutare l'intervento riabilitativo, ma prima di entrare proprio nel tema, volevamo un po' sviluppare, cercare di capire e ribadire come mai l'inserimento lavorativo fa bene alla salute delle persone che hanno una fragilità mentale. Questa domanda la volevo porre proprio al dottor Alessandro Ricci, che è psichiatra. Grazie intanto dell'invito e complimenti per il livello della discussione, che già ho visto notevole. Ma io potrei... Allora, dico subito, cerco di uscire da ogni retorica, diciamo, che circonda questo tipo di problemi, per dire che quello che fa bene alle persone fragili, lavorando, è la stessa cosa per ciascuno di noi, non c'è nessuna differenza. È naturale che un discorso intorno al lavoro di per sé, cioè quello che il lavoro significa per noi in questo mondo, in questo tipo di società, sarebbe molto lungo. Chiaro che l'attività lavorativa ha tante sfaccettature, contemporaneamente la leva di promozione di ciascuno di noi nel mondo, e dall'altra parte anche una schiavitù, è una pena, no? A volte. Quindi stare dentro questa contraddizione vuol dire stare dentro la normalità, e quindi se qualcuno di voi avesse la possibilità di visitare i luoghi dove la cooperativa ha le sue attività, si accorgerebbe esattamente di questo. Sono ambienti di lavoro normali, con tutto il bene e tutto il male che gli ambienti di lavoro portano con sé, sempre. In particolare direi però che è l'idea forte di un progetto comune quella che probabilmente contraddistingue questo tipo di esperienza rispetto ad altre. Cioè, se voi venite un giorno a pranzare al ristorante della cooperativa, alla Groletta, vedete che gli operatori servono a tavola, e che gli operatori stanno alla cassa. È probabile che qualcuno possa fare anche fatica a distinguere chi è l'operatore e chi è il, tra virgolette, soggetto svantaggiato. Quindi c'è una storia di progetto comune che è stata costruita in anni e anni di fatica. È una cosa che è difficile, sarebbe difficile per esempio oggi esportare così com'è. Ci sono stati dei lunghi passaggi prima di arrivare a questo, e in particolare ne cito uno perché forse ci torneremo magari, credo, dopo, ed è proprio quella cosa che diceva lei prima. Lo psichiatra sostiene che è difficile prevedere se un certo tipo di inserimento andrà bene per Tizio o per Caio. Era una domanda che volevo farle, appunto. Sì, ma posso rispondere fin d'ora. La caratteristica più, direi, più innovativa, ma non esito a definirla anche straordinaria per certi aspetti, di questa cooperativa, è proprio l'avere cambiato prospettiva rispetto a questo, perché nella tradizione, diciamo, della riabilitazione psichiatrica, la questione lavoro è sempre stata vista in questo modo, cioè una messa alla prova, che vuol dire lo psichiatra o l'assistente sociale o lo psicologo o l'operatore che volete voi sa qual è, o dovrebbe sapere, o pensa di sapere qual è il bene per quella persona lì, e gli costruisce il progetto intorno. E se poi il progetto non va bene, allora vuol dire che insomma non era stato costruito. Cosiddetto inserimento mirato.
che nella stragrande maggioranza dei casi ha fallito il suo compito. E adesso sarebbe lungo dire il perché e il per come. Quello che fa la cooperativa è esattamente il contrario, fa affidamento sulle persone, investe sulla loro capacità, quale che sia, indipendentemente dalla loro diagnosi e indipendentemente dalla loro storia clinica. E questo porta a una conclusione radicale, cioè che così come molto probabilmente per ciascuno vale, per ciascuno di noi, non c'è un lavoro che è più adatto ad uno rispetto ad un altro. Perché io faccio lo psichiatra? Potrei dire sì, lo faccio perché ho conosciuto Franco Basaglia, ecco, questo, ma probabilmente avrei potuto fare il cameriere o il meccanico di biciclette, insomma, con uguale soddisfazione. Quindi questa è la cosa, questo è il punto centrale. Progetto comune e progetto comune sentito, il che non vuol dire che vanno sempre tutti d'accordo, che sono tutti amorevoli, tutti gli ambienti di lavoro hanno gli stessi problemi, la competizione, il rapporto con la gerarchia, la pesantezza delle ore, la scarsa soddisfazione, eccetera, 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 eccetera. E questa è la normalità, ed è la normalità eccezionale che è stata raggiunta da questa esperienza. Quindi quanto più l'apparenza e la sostanza di quello che si vede è normale, quanto più il risultato è straordinario. Questo è il mio parere. Ecco. Volevo fare quindi una domanda anche ad Elena, mi sembra che ti ha fatto dei complimenti molto belli, ha fatto dei complimenti a questa vostra esperienza. Ecco, sono sinceri, assolutamente sinceri. Bene, sono contenta, mi fa piacere, mi fa molto piacere che ci siano delle esperienze così positive, d'altronde appunto anche Loriana con la sua testimonianza ci ha detto delle cose belle, insomma. Ecco, quello che volevo chiedere ad Elena invece è voi siete riusciti a raggiungere all'interno della cooperativa un modo di vivere anche le relazioni buono, insomma, che funziona, che sembra funzionare. Secondo te questo modello è esportabile anche al di fuori della vostra realtà? Potete insegnare qualcosa al mondo del lavoro in generale? Perché poi il mondo del lavoro in generale, come dicevamo prima, insomma, può avere anche lì delle situazioni di grosso conflitto, di sofferenza, di malessere, anche di malessere mentale. Pensiamo al mobbing, che insomma è un tema che poi noi affronteremo in una trasmissione a parte. Ecco. Volevo sapere questo. Dunque, intanto ringrazio Sandro che ci affianca e ci partecipa alla nostra realtà da molti anni, e delle parole, perché sono sempre parole che riescono a raccogliere, diciamo, con gli occhi magari anche dell'esterno, degli elementi che dall'interno sono magari più difficili. Esportabile. Allora, quello che dice Sandro è esattamente quello che penso io, quello che noi applichiamo all'interno della cooperativa non è, diciamo, particolarmente studiato. Ovviamente ci sono tutta una serie di cose che facciamo internamente specifiche per una persona che proviene da questo tipo di disabilità, ma di fatto la cosa è più semplice, più normalizzante. Quello che dicevi prima tu, Sandro, è come dire, cerchiamo di rendere il lavoro il più positivo e il più partecipativo possibile, perché abbiamo una lunga storia di un obiettivo comune, che è quella di crearci un luogo dove si sta bene, si lavora. Quindi diciamo non ci sono degli elementi che direi quello di cui beneficiano i soci lavoratori svantaggiati sono gli stessi elementi di cui beneficio io tutti i giorni. Io arrivo al lavoro molto contenta, al di là delle fatiche, al di là dei problemi che ci sono e magari dei conflitti, credo che l'elemento che come dire, pervada la nostra realtà è un senso di reale protagonismo, cioè l'appartenenza ad una storia comune, a un progetto comune in cui
diciamo, ovviamente ci sono delle responsabilità diverse, dei ruoli differenti, ma c'è anche una forte tendenza alla condivisione il più orizzontale possibile. Quindi noi quando facciamo le assemblee dei soci, non è che facciamo un'assemblea per lo staff, diciamo, che in qualche modo organizza e dirige, si condivide i numeri, e poi un'altra assemblea dove invece si beve la Fanta e si mangiano le patatine. Facciamo un'assemblea in cui tutti, e cercando ovviamente di rendere più comprensibili gli elementi magari economico-finanziari, ma a cui tutti partecipano. Molto spesso nell'assemblea ci sono interi di bilancio di un'attività che vengono descritti da un responsabile che è un socio lavoratore svantaggiato. Quindi abbiamo fatto un grosso lavoro per rendere trasparenti e orizzontali tutti i passaggi, compresi nelle riunioni che facciamo invece a livello organizzativo della lavanderia, del ristorante, delle pulizie, una condivisione forte di quelli che possono essere anche invece le problematiche che alcune persone in quel momento lì stanno attraversando. Cioè, come dire, penso che l'elemento vincente, non solo all'interno della Pantarea, ma in generale in un buon posto di lavoro, sia sostanzialmente questo: sentirsi valutati come persone, sentirsi protagonisti, trovare un senso in quello che si fa. Quindi poi chiaramente, come dicevo prima Anna, ci sono tutta una serie di strumenti e di moduli, di elementi che abbiamo sviluppato per valutare un pochino in maniera più specifica quello che è il momento che la persona può attraversare, delle verifiche certamente, però di fatto gli elementi sono questi, sono quelli che normalmente fanno bene a tutti. Sì, è una cosa che volevo sottolineare, che secondo me è molto importante. La mia associazione, e anche Rossella fa parte e anche Elena, abbiamo conosciuto Elena perché all'interno del movimento Parole Ritrovate, che qui anche nel Veneto si sta attivando. Ecco, la partecipazione degli utenti, però, riuscire a far parlare gli utenti e a farli essere protagonisti non è affatto una cosa scontata. Cioè, molto spesso io mi trovo che c'è una grossa difficoltà per l'utente a diventare protagonista, e c'è probabilmente anche un atteggiamento, una capacità di far crescere l'utente nel prendere le decisioni. No? Noi parliamo di recovery, la recovery però presuppone che l'utente individui le proprie esigenze e le esprima esplicitamente, senza, ecco, non so se siete d'accordo anche voi su questo. Ma su questo... Prego. No, io ho solo una battuta. Io credo che se si parla di protagonismo bisogna intanto, come dire, chiederlo alla persona. Cioè il protagonismo spesso di cui si parla è un protagonismo forzato. Non è che noi obblighiamo i nostri soci a essere protagonisti, ognuno lo farà alla sua misura, con il suo piccolo pezzettino, c'è chi è più davanti e più chi invece a lato, indietro. Come dire, anche qui applicando quello che applicheremo nella vita nostra di tutti i giorni, cioè dare la possibilità ad essere protagonisti, ma non forzarlo, perché io vedo che in molte delle iniziative che sono un po' più istituzionali, cioè bisogna essere protagonisti. Io, se fossi un utente, dico, ma adesso vediamo quanto voglio esserlo, quando voglio esserlo, se voglio esserlo, no? Quindi anche la capacità di ascoltare in maniera molto senza pregiudizi, ma un utente non è che deve per forza essere protagonista. E questo, secondo me, questo tipo di approccio è quello che mette la persona nelle condizioni poi di diventarlo davvero, di sentirsi libero di scegliere. Dottor Ricci, voleva dire anche lei? È un bel argomento questo qui, che insomma io non riesco ovviamente a sintetizzare in poche parole, però pensiamo anche qui, pensiamo a noi come cittadini.
come cittadini bisognosi di interventi sanitari, chi più chi meno. Noi ci sentiamo protagonisti della gestione del sistema sanitario che ci, come dire, che riguarda noi come territorio dove viviamo, no? Come città dove abitiamo, come paese dove abitiamo, no? C'è qualcosa che ci induce a crederci protagonisti delle decisioni che vengono prese o non vengono prese, eccetera, eccetera. Questo ha una storia particolare, questa faccenda qui nel nostro paese, perché questo io ho avuto la fortuna di attraversare come operatore un po' tutti i momenti. Sono passato dalle mutue alla legge, alla 833, la legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, alla legge sull'aziendalizzazione, poi eccetera. Quindi ho una buona memoria. Si può dire, almeno io penso così, che al momento nessuno di noi può dirsi protagonista neanche minimamente del sistema sanitario che lo circonda. Le associazioni come la vostra, che sono con le quali io ho a che fare da sempre, diciamo, hanno cercato di sostituire questa mancanza di protagonismo, però in una forma nobilissima, ma che è sempre una forma delegata, cioè le associazioni di utenti, di familiari, eccetera, eccetera, in che modo si pongono rispetto alle istituzioni? Protestano quando le cose non vanno bene e pretendono che vadano bene, ma nessuno le chiama veramente, realmente ad essere presenti nei momenti decisionali. La legge, la 833, prevedeva, per esempio, per i dipartimenti che uno degli strumenti di decisione all'interno del dipartimento stesso fosse un'assemblea di dipartimento a cui era obbligatorio che utenti e familiari partecipassero insieme con rappresentanti degli enti locali, eccetera, eccetera. Tutta questa cosa è scomparsa con l'aziendalizzazione. Naturalmente adesso noi diamo tutto per scontato, facciamo fatica a ricordare com'era, no? Per cui le cose oggi sono costruite in questo modo. E quindi, parlando di noi, parliamo anche di questo argomento, cioè noi avremmo voglia oggi di essere più presi sul serio come cittadini rispetto alla gestione sanitaria, oppure ci interessa di più delegare agli altri, a qualcuno che la sa, no? Addirittura oggi vedete come funziona, no? In tempi di pandemia, addirittura l'uomo forte che decide lui quello che va bene per noi, no? E che per fortuna che c'è, che ci aiuta, no? Se qualcuno alza la mano e dice ma io veramente forse improvvisamente il gioco si rompe, no? E quindi questo vale nello stesso modo. Vedete, io sono stato a Trento circa 4 anni, ho organizzato a mia volta una sessione delle parole ritrovate con insomma, è stata una bellissima esperienza. Posso dire adesso, ex post, diciamo, ripensandoci oggi, che forse, lo dico così, insomma, forse c'era un po' di paternalismo in questo tipo di situazioni. Ecco. Vorrei vedere gruppi di utenti che entrano nell'ufficio del direttore generale dell'azienda e per dire la loro opinione.
Ecco, questo mi piacerebbe, e questo sarebbe il protagonismo come lo intendo io, no? Cambiare le norme, cambiare le leggi in itinere mentre vengono fatte, come dicono, come dice la politica moderna, no? Ma questo non succede da nessuna parte. E volevo aggiungere una cosa, siccome sono appunto presidente di un'associazione di familiari, piccola perché sono a Padova, quindi parlo per quella che è la mia esperienza, quella che è la mia idea. È uno dei motivi per cui abbiamo promosso anche questa trasmissione, che bisogna anche dare degli elementi di giudizio alle associazioni, e quindi non si può, un elemento di giudizio sono anche gli indicatori all'interno dei servizi che ci sono ma che non vengono assolutamente discussi, almeno la mia esperienza a Padova, che pur essendoci degli indicatori di performance delle strutture, queste non vengono riportati, sarebbe una cosa interessante cominciare anche dagli indicatori statistici, diciamo, per dire quante persone sono ricoverate, quante persone riescono a fare la prima visita e come sono seguite, eccetera, eccetera, no? Perché altrimenti finisce sempre che ciascuno porta la sua esperienza personale, che per quanto sia significativa, eccetera, non prende tutto. Poi un'altra cosa voglio aggiungere, poi dopo passiamo anche all'argomento principale, insomma, la rappresentanza. Se l'associazione è un'associazione piccola di 50 iscritti, rappresenterà semmai quei 50 iscritti. Diventa molto difficile poi, in una situazione in cui gli utenti sono 1000, sentirsi veramente capace onestamente di rappresentare anche gli altri 950, insomma, no? E anche questo è un altro tema, insomma. Va bene, abbiamo fatto questa piccola considerazione. Volevo invece riportarla al tema del lavoro, riportare il dottor Ricci, e volevo sapere se le è mai capitato di essere chiamato dai colleghi del datore di lavoro o dal datore di lavoro di un suo paziente per un consiglio, che tipo di intervento le viene chiesto, insomma, perché ci sono anche persone che lavorano in un ambiente di lavoro, semmai hanno un problema di una malattia, sono seguiti curati presso una struttura, però hanno il proprio ambiente di lavoro, e che tipo di situazioni si è trovato, se si è trovato in queste situazioni? Sì, moltissime volte, devo dire. Allora, premetto, io credo che uno stile di lavoro corretto dovrebbe essere quello per un operatore della salute mentale, dovrebbe essere quello di fare sempre e costantemente riferimento a persone concrete inserite in situazioni concrete. Ora, noi sappiamo che i pazienti difficili, quelli che hanno diagnosi insomma difficili, quasi sempre in età giovane, o perdono il lavoro per i problemi che hanno, o non riescono a trovarlo se lo stanno cercando. Il tema del lavoro è veramente cruciale, no? È chiaro che intorno a quello che poi si stabiliscono carriere più o meno positive o più o meno negative di questo tipo di persone all'interno dei servizi. Molte volte è capitato, perché una cosa, così mi ricollego anche un attimo al discorso di prima sugli indicatori, perché per esempio noi sappiamo, io ho lavorato, apro una piccola parentesi, in uno dei servizi, in una delle realtà universitarie in cui l'epidemiologia è sempre stata, quindi parliamo di più di 30 anni, 35 anni, al centro dell'operatività. Che il professor Tansella di Verona, immagino. Esattamente. Noi sappiamo, e lo sappiamo per certo, per esempio, che nei fattori che concorrono a determinare esiti più o meno positivi o negativi per quella tipologia di persone, ciò che vale di più, quello che conta di più, è la possibilità di
mantenimento il più a lungo possibile del supporto sociale naturale. Si chiama così, è un modo di dire che intende che una persona riesce a stare in famiglia oppure se vive da solo, a farcela autonomamente, a mantenersi gli amici, a mantenere il tempo libero, a mantenere il lavoro, a mantenere la patente della macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Questo insieme di fattori su cui è possibile tracciare indicatori molto precisi. Questo noi lo sappiamo da parecchi anni, non è una cosa che lo sappiamo per certo, perché gli studi fatti lo hanno dimostrato ripetutamente, sia in Italia che all'estero, che questo è quello che conta di più. Conta di più rispetto alla precocità delle cure, conta di più rispetto alla appropriatezza delle cure farmacologiche e in generale a tutti gli interventi che definiamo strettamente sanitari. E quindi chi volesse, diciamo, purtroppo non sono tutti i servizi a farlo, ecco, oggi come oggi, chi volesse si troverebbe per forza a dover interloquire rispetto al paziente X con il suo datore di lavoro, con l'ambiente di lavoro, con i colleghi di lavoro, tra l'altro. Questo è successo tantissime volte, con l'idea di lavorare perché il supporto sociale e naturale rimanga il più a lungo possibile in piedi. E questo tra tutti gli interventi sicuramente io potrei raccontare moltissimi esempi di questo, e anche mi piacerebbe, ma oggi non è il momento, dire anche due parole su come queste piccole incursioni fatte da me, dai miei colleghi, dai miei collaboratori all'interno del mondo del lavoro ci ha permesso di capire come da dove proviene per esempio il mobbing, di cui io mi sono anche appassionato per un periodo, perché ho avuto parecchi pazienti in questa condizione, cioè di capire quali sono stati i vari gradini attraverso cui la maggior parte purtroppo degli ambienti di lavoro, non tutti ovviamente, per fortuna, ma molti ambienti di lavoro sia nel settore privato ma anche nel settore pubblico si sono progressivamente degradati, dove ha trovato terreno fertile il mobbing e in generale condizioni di lavoro mortificanti a dire poco, ecco, diciamo. Scusate se mi sono andato in altre direzioni. Io non conoscevo già il dottor Ricci, se no adesso non so, perché sto organizzando in realtà una trasmissione sul mobbing, però non so, vediamo se riesco anche a coinvolgerla in questa trasmissione. Con molto piacere. Se riesco la coinvolgo molto volentieri, perché ci sono già delle altre persone che sono state contattate. Però non sono un esperto di mobbing, ecco, ma mi piacerebbe, diciamo, dire la mia sull'argomento. Certo, no, per me è un tema interessante, tra l'altro siccome il mobbing capita a molti e non solo a persone che hanno già una fragilità, anzi induce una fragilità, un'esperienza a cui non tutti riescono a resistere, insomma, per dirla in poche parole. Comunque, io adesso farei la seconda pausa, poi riprendiamo con la dottoressa Chiaff, per parlare proprio di questo modello di valutazione che lei ha curato, questa indagine che ha fatto proprio sulla cooperativa Pantarei per capire come funziona questo modello. Grazie, facciamo la seconda pausa.